carissimi amici di Archeosarrabus, eccoci qua di nuovo riuniti nell'amore per il nuragico. Dopo una settimana di separazione siamo tornati finalmente a condividere un'avventura. Oggi, l'avventura di oggi ci porterà a visitare due siti, non uno, bensì due siti nel comune di Villapuzzo, zona Quirra, che non sono segnalati. Il primo ce l'ha indicato Luca Lussu di Villapuzzo, l'amico Luca, mentre il secondo l'amica Rubianedda. E quindi niente, andiamo a vedere un po' cosa riusciamo a fare, anche perché in teoria dobbiamo salire su quel cucuzzolo là sopra, che con i 30 gradi che ci sono oggi diciamo che sono un'avventura un po' ardua, ma noi non ci arrendiamo, ci vediamo su, anzi ci vediamo anche strada facendo. A dopo. Allora, per ora diciamo dalla macchina stiamo seguendo un sentierino abbastanza ben tracciato, come potete vedere, in cui si cammina facilmente, che dovrebbe arrivare fino al tagliafuoco là sopra. E una volta che siamo lì, c'è il sole dietro, guarda, il sole, guarda, sembriamo in Messico. Una volta che siamo al tagliafuoco, poi vediamo di aggiornarvi sulle condizioni della strada. Però ripeto, per adesso non è neanche tanto in salita, cioè abbastanza agevole. Ecco, forse ora stiamo un po' iniziando il salittino, ma sono ottimista come sempre. Adesso inizia il bello, il salittone, eccolo là, mancano 12 passi e sono praticamente sul Sasedda, come si dice. Ancora 12 passi, anche sono diventati 7 adesso. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta a salire, arrivare a metà strada, perché ora manca stata la metà Eccoci, siamo, come vedete, all'inizio del tagliafuoco, quindi siamo a metà strada. Fabio che si rinfresca con questa brezza marina che arriva dal mare, ecco, dal mare di Murtas. Vedete lo scoglio di Murtas lì in mezzo alla baia, bellissimo. Qui di fronte c'è Nuraghe San Lorenzo, Nuraghe Simo Eddu, lì sopra c'è una torre, dietro non si vede da qua, c'è una torre di epoca Spagna, gente Vogiendi, e poi lì in fondo, ecco, da qui non si vede, c'è il castello, il monte del castello, lì c'è Nuraghe Rubiu, c'è la grotticella Soru. No, anche qui ci sono dei bei siti da visitare, ma proseguiamo. Acqua. Fine del tagliafuoco. Adesso dobbiamo prendere il sentierino dell'ultimo tratto. Cerchiamo di capire dove si infila, perché come potete vedere qua ricomincia il folto della macchia mediterranea. Quindi adesso cerchiamo di capire se attraverso le carte riusciamo a individuare un sentiero che salga là sopra. Non lo so se ce la facciamo. Ci mancano 47 metri, ci mancano. E qua sopra, però ragazzi, se volete un consiglio, guardatevi il reportage che facciamo noi. Se qualcuno vi chiede, fate vedere il reportage che facciamo noi, ma non veniteci perché è una cosa che non di botta a settimo. Comunque noi non ci arrenderemo, adesso 47 metri li facciamo, anche perché una volta che siamo arrivati qui, vero Fabio? Altrimenti poi chi lo fa il reportage? Esatto, se no poi abbiamo anche la responsabilità che vi tocca
abbiamo la responsabilità perché la gente gli tocca salire per vederlo se noi non facciamo il reportage, quindi lo facciamo. Allora ragazzi, dopo non varie peripezie Peusu, siamo riusciti finalmente a raggiungere la vetta di questa dolce collina che si riversa sulla cala di Murtas, sulla bellissima spiaggia di Murtas. Siamo a 2 passi dall'ipotetico nuraghe che adesso noi andremo a confutare, perché come dicevo ci sono già saliti in avascoperta amici e non dovrebbero esserci dubbi. Comunque adesso ve lo facciamo vedere, dai. Partiamo da questo cumulo di pietre. Intanto guardate che bella questa pietra. Adesso io non so che pietra è. Fabio, tu lo sai che pietra è? Non so che pietra è, però è bellissima, perché è strana, guardate, è meravigliosa. Sembra sughero. Allora, questo mucchio di pietre qua coperto dalla vegetazione. Tra l'altro la pietra utilizzata per questo muro è diversa, sembra un granito. Guardate, adesso io voglio capire se c'è qualche pezzo di struttura che sia un po' riconoscibile. Un pezzo di muro è riconoscibile, sì. Tra l'altro con la pietra la base, la pietra di cui è fatta la collina. Vedete questi massi molto grandi. Sì, è come se l'avessero costruito con 2 tipologie di pietre. Qua siamo nel lato nord. Adesso, però, ecco qua sopra, ecco qua è più chiaro, è più chiaro che c'è, diciamo, c'è il crollo di una struttura che non è soltanto pietra naturale accumulata. Aspettate che c'è un po' di arrampica. Tra l'altro guardate qui, questo sembra quasi, guardate, uno stampo. Ancora lato ovest, ecco qua già è un po' più definito, diciamo, anche se resta veramente poco, qualche filare lì sotto, 3 filari sotto questa pianta qua, questa macchia. E poi qua giù sembra che ci sia un'altra opera muraria, non so se è collegabile, c'è identificabile con un bastione. Adesso io provo a scendere e cerco di capire un po' cosa resta. Ecco qua da giù, sì, come se ci fosse stato un muro di rinforzo, perché poi prosegue, vedete, anche lì. Facciamo un bel giretto col drone e cerchiamo di capire se dall'alto si ha una visibilità, perché la visuale è già diversa, sì, una visibilità migliore del sito. Allora ragazzi, non ci sbilanciamo in interpretazioni, perché è veramente difficile da interpretare questo posto. È chiaro che c'era un nuraghe perché ci sono ancora resti di muri, quindi ai fini del nostro censimento e individuazione, diciamo, delle aree antropizzate è importante, è molto importante, quindi continuiamo. Ringrazio nuovamente a Luca Lussu per aver aggiunto un tassello importante alla ricostruzione delle dinamiche insediative del nostro territorio. E avevamo intenzione di andare a vedere anche l'altro, quello che ci ha segnalato Robianedda, ma si sta facendo tardi, la salita è stata più ardua di quello che noi pensavamo e quindi rimandiamo alla prossima puntata. Cosa dire? Continuate a seguirci, sosteneteci, diffondete i nostri video, le nostre foto. Seguiteci su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e su tutti i social possibili e immaginabili. Anzi, consigliatecene. No, non ce l'abbiamo. Twitter ancora no. Bravo, vedi, mi sa che ce la facciamo. Allora, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.